Milano dal 20 al 22 giugno ha ospitato un doppio appuntamento all'insegna della cultura, della bellezza e della riflessione. Le mostre a ingresso gratuito, naturale, artificiale, coltivato e il gusto del quotidiano, lavoro e compimento di sé da San Benedetto ad oggi, organizzati in concomitanza con il Festival Cultura Liberata. 2 percorsi espositivi, 2 sguardi diversi ma complementari, un unico filo conduttore, il nostro rapporto con la natura, il paesaggio, il cibo, il lavoro e il vivere quotidiano. Naturale, artificiale, coltivato, racconta la più grande rivoluzione della storia della specie umana, alla fine dell'ultima glaciazione tra 12.000 e 9.000 anni fa, in diverse regioni del pianeta, piccoli gruppi di uomini, fino ad allora cacciatori, raccoglitori, nomadi, indipendentemente gli uni agli altri, inventano l'agricoltura. Il gusto del quotidiano, lavoro e compimento di sé da San Benedetto ad oggi, accende invece i riflettori sulla dimensione più profonda e personale della nostra esistenza, il legame tra lavoro, identità e realizzazione di sé. Attraverso immagini e racconti la mostra restituisce valore ai gesti semplici e quotidiani, rivelando come questi siano espressione di una ricerca di senso e che attraversa i secoli. Entrambe le mostre sono state presentate precedentemente anche al Meeting di Rimini, uno dei più importanti appuntamenti culturali a livello nazionale, segno della loro rilevanza e capacità di parlare a un pubblico ampio e variegato.